Allora, riprendiamo il discorso, poi vediamo anche delle opportunità che energia che si genera, comunque economia circolare, potrebbe dare ai giovani con tante idee e quindi opportunità proprio di lavoro in senso pratico e concreto, magari aprire un'azienda, una piccola realtà, se il Presidente con la sua esperienza lo reputa possibile, o supportare le aziende esistenti. Però prima vorrei aprire il capitolo energie, che era la domanda iniziale. Sì, beh, noi altri devo dire che come Confartigianato siamo partiti abbastanza lontano sulla tematica energetica. In che senso lontano? Nel senso che ancora Da tanto circa tempo. 20 anni fa, proprio a Vicenza, la Confartigianato ad esempio fece una grande azione mettendo insieme 13 concerie importanti, peraltro, dove creò un impianto di cogenerazione per produrre energia e calore per queste 13 aziende. Un investimento che anomalo per un'associazione di categoria, però tracciava quello che era il percorso che per Confartigianato era importante. Il percorso del Confartigianato in quel momento, prima ancora che parlare di energie rinnovabili, era come faccio a far risparmiare sui costi energetici le mie aziende e anche le mie famiglie. Da questo punto di vista abbiamo costituito ad esempio questo consorzio successivamente, appunto che si chiama CAEN, che opera e intermedia forniture di energia elettrica e gas per famiglie e per aziende. Adesso ed è in continua crescita, quello sul quale invece ci stiamo interrogando adesso cosa possiamo fare per migliorare ancora le cose, e sempre il tema è il risparmio. A fianco al concetto del produciamo pulito, c'è anche produciamo pulito e possibilmente risparmiamo, perché sono investimenti importanti. Allora in questo momento un po' tutto il sistema Confartigianato si sta interrogando e sta guardando anche in giro quali che sono le soluzioni, perché oggi è molto facile dire mettiamo un pannello fotovoltaico o un pannello solare per l'acqua calda, è abbastanza scontato, seppure devo dire ancora molte aziende non li hanno. Il problema vero è entrare nelle aziende e vedere dove ci sono problemi di consumi energetici, e da questo punto di vista ad esempio incominciano ad esserci, ecco il caso ad esempio delle start-up giovani che dicono vengo io e faccio io. Ad esempio nella prossima giornata che faremo sui temi energetici, perché questo tema dell'economia circolare si sviluppa in 3 incontri che la dirigenza appunto ha voluto promuovere, quello sui rifiuti, che è forse quello anche più facile ci viene in mente a tutti, quello sull'energia e quello sull'acqua. Ovviamente l'idea migliore è quella di invitare qualcuno che porta qualcosa di nuovo. Ad esempio noi abbiamo una start-up che ci verrà a presentare un software banale, lo ha elaborato in Corea per capirsi, quindi girano il mondo questi giovani, guardano cosa succede, poi portano qua. Quel software attaccato, installato, con un piccolo prodotto installato su ogni macchina, ti dice se quella macchina ha dei consumi che non reggono più i costi di produzione, quindi va cambiata la macchina oppure no. Cambiare una macchina vuol dire risparmiare tanta energia, aumentare la produzione ma risparmiare tanta energia. Attenzione che quando parliamo ad esempio della plastica, 1 centesimo per unità di prodotto determina il fallimento o la vita di un'azienda. Ad esempio nel settore della plastica come nella concia i costi energetici sono veramente pesanti. Poi stiamo vedendo tante altre cose, ad esempio un'altra start-up, in questo caso di Milano, che verrà a presentarci, hanno invitato qualsiasi cosa, da una penna, qualsiasi cosa, loro producono energia elettrica. È un piccolo film che viene utilizzato su tutto e quindi possono, ecco, anche noi siamo curiosi di vederla questa cosa, perché come tutte le start-up stiamo riscontrando bellissime idee ma pochi finanziamenti. Ecco, le start-up, per spiegare a chi magari ne sente tanto parlare però non ha cognizione di causa, Presidente, in che cosa consistono nel settore artigiano? Beh, nel settore artigiano consistono le start-up in dei giovani che si mettono assieme magari con più teste pensanti e partono attorno a un'idea che hanno magari sviluppata sui banchi di scuola con un'idea imprenditoriale. Allora l'idea deve essere estremamente innovativa in genere, e lo è, e l'impresa è estremamente ardita peraltro, non è da tutti uscire da scuola o partire con un'idea nata assieme ad amici, compagni di classe e trovare il filone giusto, però ci sono delle innovazioni estremamente importanti che vengono messe in campo, queste aziende partono e vediamo che hanno anche un discreto successo.
E la chiave di volta è proprio l'innovazione, l'idea che prima non c'era, il prodotto che prima non c'era o l'evoluzione di un sistema produttivo o di una iniziativa che magari spesso parte da passioni proprie magari di questi stessi Il problema ragazzi. è che non hanno il business già sotto mano, quindi cioè, ci vogliono gli imprenditori illuminati che prendano nel loro nido questa nascente azienda e la facciano propria, e questa è un po' la questione. Questa è la chiave di volta, non solo, ma ci vorrebbero anche magari degli incentivi da un punto di vista proprio delle leggi che vadano a facilitare poi l'industrializzazizione dell'idea o del prodotto o del servizio che questi ragazzi pensano e che poi mettono in campo, per cui sicuramente è un sistema innovativo e nuovo che qualche anno fa non c'era di cominciare a fare impresa, rispetto al quale bisogna veramente occuparsene e trovare quelli che sono i lati positivi, analizzare quelli che sono i casi di insuccesso e fare in maniera che i casi positivi siano maggiori rispetto a quelli di insuccesso. Assolutamente. Sì, in questo caso quello che come associazione stiamo cercando di fare è far sì che ci sia l'incontro fra le imprese consolidate dell'artigianato, ma anche più grandi, con questi ragazzi che mettono in piedi queste aziende. Perché, esatto, perché il solito problema è incontrarsi. Esatto. Un po' come chi cerca lavoro con competenze specifiche e le aziende che non trovano le professionalità. Quindi quando noi organizziamo questi eventi e invitiamo questi neoimprenditori, perché di fatto lo sono, lo facciamo soprattutto perché gli imprenditori consolidati, chiamiamoli così, possano vedere se possono esserci nuove opportunità per loro o magari non tanto per la loro azienda ma di investimento per loro. E così funziona onestamente. È difficile che uno abbia l'idea e in 2 minuti ha il denaro sufficiente per sviluppare. Devo dire che da questo punto di vista anche le università stanno facendo dei bei lavori, stanno formando dei tecnici veramente competenti, cioè sono bravi i nostri ragazzi. Si tratta di dargli delle opportunità perché reali. vanno all'estero, se no è il solito discorso, no? È la famosa fuga dei cervelli. Però di fatto c'è. Sì, questo dicono almeno anche nelle università, no? Se devo aprire un'impresa per dare il 70% allo Stato inefficiente ed inutile, preferisco fare dipendente, ma devo sudare 7 camicie per questi burocrati. Però ci sono tanti giovani che di fatto le imprese continuano ad aprirle, no? Sì, noi vediamo che c'è un artigianato classico, in flessione, però stanno nascendo nuove attività. L'IT ad esempio sta crescendo, si è passati dai software a produrre ben altro che i software. Ovviamente tutto quanto è in funzione non per faccio un prodotto a sé stante, ma per far funzionare qualcos'altro di meglio. È difficile che uno abbia quell'idea per dire ho trovato la soluzione per il mondo. Ecco, Google è uno, non è che ne abbiamo a milionate. Siamo nella fase della ricerca dell'innovazione. Ecco. Innovazione che tocca i temi dell'energia, dell'economia circolare in generale, e che fa fatica a venire fuori, però insomma vediamo che sta venendo avanti qualche buona idea. Per costruire... È stata velocissima. È velocissimo, vediamo se ce lo rimettono in onda dalla regia. Un attimo solo, rimettetelo che così lo possiamo anche leggere. Per costruire una start-up con una idea alla base, a chi bisogna rivolgersi e poi chi la finanzierebbe? Presidente. Al mercato, ancora una volta, è sempre il mercato. Di che cosa ha bisogno il mercato e di conseguenza poi l'idea è vedere chi la finanzia, e lì è un po' un problema per il finanziamento, perché appunto si dice deve esserci un'impresa che abbraccia quell'idea, la fa propria e poi la mette a reddito. Voi come Confartigianato vi siete posti degli obiettivi 2018-2019 per in qualche modo informare, sensibilizzare gli imprenditori, quindi congiuntamente anche col discorso del produrre anche energia, eccetera. Che cos'è che volete riuscire a fare? Perché poi il 2020 dovrebbe segnare una tappa importante in Europa, no? Con degli obiettivi, dei parametri abbastanza stringenti. Come siamo messi anche? Sì, non c'è solo il 2020 come tappa, ma ci sono tutta una serie di obiettivi che la Comunità Europea ha programmato e rispetto ai quali gli Stati membri poi devono essere pronti a questi appuntamenti, pena le sanzioni poi che l'Europa metterebbe in campo nel caso in cui di cui si parla poco degli altri obiettivi, si parla sempre del... Ma una delle intuizioni dell'Europa, forse quella più di successo, è
quella più condivisibile, è quella proprio del ricondizionamento di quello che è tutto il nostro patrimonio ambientale, non solo, ma anche edilizio. Noi siamo nel bel mezzo di una crisi edilizia importante, che forse è quella che si sta prolungando molto di più rispetto a tutta la crisi del settore industriale, perché ricordo sempre a tutti che la crisi c'è stata dal 2009 al 2011, poi non è più stata crisi, è diventata la nuova normalità, e chi ha capito questo riesce ancora a stare sul mercato. Chi invece stava aspettando che ritornassero i bei tempi, questi sono stati espulsi proprio in maniera centrifuga, sono spariti dal mercato in maniera estremamente veloce. E allora ci sono tutta una serie di obiettivi anche nei confronti del grande sistema della casa, che deve operare rispetto ai temi ambientali in maniera già programmata, ossia noi abbiamo un obiettivo che è quello di avere nel 2030 le case che siano da un punto di vista energetico autonome, per cui devono avere tutta una serie di accorgimenti che sono già di capacità dello scibile umano, per cui ci sono già i prodotti, le tecnologie, le metodologie per far sì che gli immobili abbiano una loro efficienza energetica, ma non solo efficienza energetica, ma che siano autonome nella produzione di energia. Questo è uno degli aspetti che va di pari passo con tutto quello che è i processi di miglioramento di quello che sono i bilanci energetici dell'azienda, non ultimo la Regione Veneto, che lo ha ricordato prima il dottor Rui, ma che ci tengo a sottolineare è estremamente sensibile rispetto a questi temi, e in accordo e su proposta delle categorie economiche, di Confartigianato in particolare, ha messo a punto dei bandi dove si va a finanziare quelli che sono i miglioramenti energetici, bandi che hanno avuto un successo enorme, perché hanno avuto delle richieste importantissime ben oltre a quelle risorse che la Regione Veneto ha messo a disposizione andando a attingere dai fondi europei peraltro, e che hanno fatto sì che queste aziende abbiano messo a punto dei progetti e dei programmi di efficientamento energetico delle proprie aziende, proprio per andare ad avere dei consumi inferiori e per consumare molto meno l'ambiente. Questo è uno degli esempi. Ritornando all'esempio della casa, noi ci poniamo nei confronti dei comuni, proprio per le nostre reti territoriali che sono capillari in tutto il territorio del Veneto, per affiancare i comuni con gli sportelli energia, proprio per dare delle risposte anche di informazione rispetto all'utenza, per cui al cittadino, a pari passo e proprio in combinata con i comuni che hanno l'obbligo di ottemperare a quelle che sono le norme europee, e noi diventiamo sportello di informazione, braccio operativo del Comune nel divulgare queste normative, queste opportunità nei confronti della cittadinanza, che hanno sempre il duplice aspetto, quello di essere soggetto sociale che aiuta a preservare l'ambiente e soggetto invece economico che crea nuove opportunità e nuovi filoni di business per le nostre aziende. Chiarissimo. Torniamo ancora su questi temi, ci sono alcune questioni ancora importanti da vedere insieme, però c'è la pubblicità che incombe, quindi tra poco.